Benvenuti tifosi del Napoli. Lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle ultime notizie del Napoli. Forza Napoli! Il giornalista Umberto Chiariello, intervenendo sul suo canale YouTube, ha analizzato la vittoria del Napoli sul Genoa, evidenziando le difficoltà degli azzurri durante gli oltre 19 minuti di gioco. Secondo Chiariello, alla squadra di Allegri manca il pressing alto, una delle sue caratteristiche principali, e deve quindi imparare a sfruttare meglio i contropiedi quando opta per una difesa a zona medio-bassa. Inoltre, nel primo tempo il Genoa ha avuto la meglio nei contrasti, isolando Højlund e limitando Alisson Santos. Il problema del Napoli non è stato non giocare più in alto o non pressare. Prima di tutto, il Genoa è sempre arrivato per primo nei contrasti, e questo non va bene. Una squadra che vuole vincere non può essere debole nei contrasti. Il giornalista ritiene inoltre importante migliorare l'intesa sulla fascia sinistra. Il duo Spinazzola-Alisson deve giocare in modo diverso. Spinazzola deve adattarsi ad Alisson, che deve essere più coinvolto, ma in situazioni di 1 contro 1. Chiariello elogia Vergara e De Bruyne, il Napoli può arrivare molto lontano. I cambi di Allegri sono stati i fattori principali che hanno cambiato la partita, con Vergara e De Bruyne protagonisti nel secondo tempo. Chiariello ha avuto parole di particolare apprezzamento per il giovane centrocampista. Vergara, ragazzi, è sulla buona strada per diventare un top player. Non è più un giocatore in cerca di un regista, è un giocatore promettente pronto a diventare un grande nome ed è anche un elemento prezioso per la nazionale. Riguardo al controverso contatto tra De Bruyne e Vázquez, ha ammesso che l'arbitro avrebbe potuto fischiare, Di Bello avrebbe potuto fischiare, e quello era più un fallo che un fallo. Ieri c'è stato un piccolo aiuto, ammettiamolo. Allo stesso tempo, però, ha minimizzato la controversia del Genoa. Avrebbero potuto fischiare. Più sì che no, è accettabile, ma se non lo fischiano non è scandaloso. Anche le prestazioni di Lucca e Lang sono state positive, mentre Højlund è stato indicato come il peggiore in campo. Per Chiariello, la profondità della rosa rimane il punto di forza del Napoli. Il Napoli di ieri non ha giocato bene. Non mi è piaciuto quello che ho visto per più di un'ora, ma questo mi ha convinto ancora di più che possono arrivare lontano. Il Napoli entra negli ultimi 9 giorni di mercato con una chiara priorità per rinforzare il reparto offensivo. Gabriel Jesus. L'attaccante brasiliano dell'Arsenal è il principale obiettivo individuato dal direttore sportivo Giovanni Manna per offrire ad Allegri qualità, creatività e gol. Il Corriere dello Sport riporta la situazione, sottolineando che la strategia degli azzurri è ormai definita. Il primo e unico obiettivo principale è Gabriel Jesus. Lui e solo lui. Gabriel Jesus al Napoli, serve un trasferimento. Il Napoli segue il brasiliano da settimane. È considerato un possibile addio all'Arsenal ed è stato escluso dalla rosa sia per la Supercoppa inglese contro il Manchester City che per il suo debutto in Premier League contro il Coventry. Le trattative, tuttavia, restano complicate e dipendono principalmente da nuove operazioni di mercato. Prima di assicurarsi Gabriel Jesus, il Napoli deve finalizzare almeno un trasferimento a titolo definitivo. Il quotidiano spiega, la situazione resta complicata, senza una cessione, almeno a titolo definitivo, è impossibile andare avanti. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!